Eccoci qua. Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale di Virus101, bentornati a voi, bentornato a me di nuovo su Elite Dangerous Horizon Beyond and bla bla bla, whatever is this game name nowadays, vabbè. Qualsiasi sia il nome di questo gioco oggigiorno. E oggi una puntata un po' speciale, un po' così nata dal nulla, perché avevo letto e visto una cosa qualche giorno fa decisamente interessante, quindi l'esistenza di un super uber mega power Straficus Deluxe FSD, quindi Frame Shift Drive, e mi sono detto, beh, andiamo a vedere se è vero, andiamo a vedere dove posso trovarlo, quanto mi costa, se effettivamente è così ficus come lo spacciano, e quindi tutte quante queste cose. Quindi mi sono documentato un pochettino, giustamente, e ho visto che ci basta accedere alla prima stazione spaziale, spazioporto, che abbia un technology broker umano, e, scusate, e in questo caso lo troviamo a LP25426, che era il sistema più vicino a LHS28 dove ero prima, deve essere giù in là, quindi un sistema davvero davvero distantissimo da dove ero, infatti eccolo lì. Quindi un jump mi ha portato qui e sono andato a verificare l'esistenza di questa cosa, e devo dire che effettivamente c'è, è qui, ed è diciamo quantomeno acquistabile. Quindi mi sono portato già nel sistema, vi ho risparmiato il singolo jump che ho dovuto fare, così intanto ho fatto qualcosa poco prima della diretta perché ho avuto davvero davvero poco tempo. E cosa vado a fare adesso? Beh, molto semplicemente andiamo a fare il dock, acquistiamo questo nuovo Super Uber Ficus Mega Deluxe FSD, che guarda caso viene fuori in versione 5A, che dovrebbe essere perfetto per il mio ASP Explorer, il mio o anche il vostro, insomma, perché dopo sappiamo che l'ASP è un'ottima nave da tutti i giorni. Ma perché? Ma gli ho fatto la richiesta. Ah, parla che ti parla. Ah, e ho fatto la mia solita boiata. Vabbè, 500 crediti per trespassing, quando mi pareva di averla fatta la richiesta di docking, poi parla che ti parla, mi sono dimenticato di guardare se era andata a buon fine. Vediamo se adesso posso fare la richiesta di docking. Anonymous Access, sì, request docking. L'ho fatta prima. Non mi ha accettato il doc? Ma perché? Vabbè, cominciamo bene. Cominciamo bene. Ero appena atterrato e parcheggiato su questa spazioporto. Sono uscito 2 secondi per fare una cosa, perché intanto che aspettavo sono andato a scansionare navi e Wake. Oh. Ormai non ci faccio neanche più caso, sinceramente, al fatto se mi accetta o meno il docking, perché do per scontato che mi accetti, però dovrò fare un po' di attenzione in più. Perché adesso sono considerato un pericolosissimo criminale dentro questo gioco solo per aver richiesto l'atterraggio, non averlo ricevuto, e invece sono entrato lo stesso nello spazioporto. Vabbè. Mentre ci sono giocatori che vanno in giro a scassonare altri giocatori così per il puro gusto di farlo, e quelli invece, non è che gli succeda più di tanto. Ok, vediamo se mi ricordo ancora come parcheggiare. Allora, prima cosa che vado a fare è entrare, vado a pagare la multa, perché ho da pagare la multa. Come faccio? Perché se no mi bloccano tutto e via. Allora, authority contract, bla bla bla, paghiamo sti 500 crediti, che è colpa vostra, del vostro spazioporto maledetto, che non è in grado di accettare le richieste di docking. Magari mi riguardo il video, forse ero troppo distante, magari è anche colpa mia, mi sto lamentando per una cosa che è esclusivamente colpa mia, e vabbè, non importa. Comunque, cosa andiamo a fare? Starport Services, easy easy. E andiamo nei contacts, e nei contacts troviamo il technology broker. Ok, e quindi cosa vediamo qua? Un sacco di cose, un sacco di armi che richiedono materiali vari, perché ci sono anche per esempio Metalloy Hull Reinforcement che richiede Metalloy e bla 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 bla. E dopo ovviamente altri moduli che possono essere più o meno utili, però
quello che a me interessa è questo Engineered FSD V1 Class 5. Quindi, se noi andiamo nei nostri moduli e andiamo a vedere il nostro frame shift drive, dove cacchio l'ho messo, eccolo qua. No, non è quello il weak scanner, quello dove sta? Hai messo frame shift drive booster, shield generator, frame shift drive, eccolo qua, 5A. Quindi come vedete su un ASP Explorer è una figata. Allora, show info, come vedete questo Mass Manager Increased FSD Range, e questo è fico, back, e ci dà alla nostra nave una cosa meravigliosa come 59.52 light years di jump, attualmente svuotata 63 qualcosa. Quindi come potete vedere questa nave ha un ottimo jump range. Quindi a questo punto voglio vedere se questo è più fico o meno. Per comprarlo cosa serve? Beh, lo vediamo qui. 10 datamine wake exception, molto facili da fare scansionando le wake, gli high wake. Andate su un sistema Famine, cercate il distribution point e lì li fate su non troppo tempo. Tellurium c'è un modo per trovarlo sui pianeti vulcanici adesso, e quindi anche qui abbastanza easy, il giretto di SRV siete a posto. Electrochemical Arrays e Chemical Processor Doves Hope, quindi easy e tranquilli. Fortunatamente io questi materiali li avevo da precedenti ingegnerizzazioni, quindi evviva. Cosa vado a fare? Adesso pigio questo coso, come potete vedere ne ho un sacco di quei materiali, quindi posso andare a fare unlock this item. Retrieving the item, mi hanno ritrovato il coso, go to outfitting, quindi easy è fatta. Non serve fare molto altro, a patto di avere i materiali potete comprarlo. Fate attenzione ad un'unica cosa, che questo costo è basso adesso perché c'è un community goal che è stato ottenuto e quindi c'è uno sconto su questo modulo. Altrimenti questo modulo vi costa dal doppio al triplo di materiali. Adesso mi ricordo bene quanti siano, però sono parecchi. Sarà disponibile anche dopo, però ce ne sono e sono parecchi. Core internal, andiamo a vedere subito cosa cambia rispetto a quello che ho installato adesso. Andiamo su transfer option, transfer, ok. Questo è quello che ho installato e questo è quello che vado ad installare. Come potete vedere ho già delle cose più meglio di quello che ho allo status attuale, e devo ancora installare il Mass Manager. Come potete vedere non c'è Mass Manager, è già ingegnerizzato, quindi non bisogna fare nessuna ingegnerizzazione, e la cosa ci piace perché ci piace, punto fine, ok, e posso usarlo, punto fine, 5A contro 5A, quindi mi dà un boot time di 2 secondi, quindi all'80% più veloce per partire, e questa cosa mi piace tantissimo. Inoltre ha un optimize mass migliorata del 5%, quindi ancora meglio. Altri parametri restano invariati, solo ha un thermal load del 20% più alto, ma poco ci importa perché tanto è una nave da tutti i giorni e quindi non mi importa. Quindi cosa faccio? Pigio questo, transfer to ship. Ok, transfer module, 0 crediti, giustamente. Ok, e adesso questo 5A è installato. Questo, eccolo qua. Questo 5A Frame Shift Drive è installato. Andiamo a vedere cosa mi cambia. Boost speed, total mass, total power, dove cazzuolo hanno messo il jump range. Guardate il jump range 61, 62, 66.22, e devo ancora fare il mass manager. Cioè ragazzi, questo modulo è una strafigata, soprattutto da montare in un ASP Explorer. Però visto che io sono ancora più curioso, vado a vedere qui. Come vedete siamo passati a 62.43 di jump range sulla nave attuale, che adesso mi sa che faccio jump più anche della mia Anaconda in questo momento, quindi se dovessi buttare via e strippare giù, quindi alleggerire ulteriormente altri moduli, potrei raggiungere valori davvero davvero interessanti. Ma
per aggiungere altri valori interessanti. E adesso vediamo Felicity Farseer, che non mi ricordo assolutamente dov'è, quindi vado a fare una cosa molto lamerosa. Galactic Power, Squadro Training Codex Engineers, eccoli qua. Quindi andiamo a prenderci il nostro Felicity Farseer, tra l'altro uno dei primi ingegneri che ho sbloccato. Vado a pinnare la sua posizione, guardate cosa, 1 3 jump ci sono, perché sono 124 light years e boh, non lo so, se avete le navi piccole e state iniziando a giocare è una devastazione questa cosa. Comunque, se avete le navi piccole e state iniziando a giocare, fateci un pensierino ad avere una nave con almeno una classe 5 di frame shift drive e farvi questo FSD. Non richiede nessuna ingegnerizzazione, quello che io sto andando a fare è un ulteriore upgrade e vado a vedere se funziona. Quindi utilissimo davvero, ragazzi, per tutti quelli che stanno iniziando o anche giocatori che come me hanno già un Asp Explorer più o meno fatto per essere veloce e scattante. Questa cosa è una strafigata. E soprattutto fatelo qui recentemente, perché non so quanto durerà questo sconto applicato a questo FSD, ma non solo per l'increased range che dà, anche per ho cozzato male, ma molto male. Vabbè, dopo me la riparo dopo la nave. Ah, peccato. Peccato, peccato, era un po' troppo alto. Comunque, vabbè, dai, siamo ancora in piedi, siamo ancora integri, no, non c'è nessun problema. Vediamo effettivamente quanto ci mette a partire. Che cozzata che ho tirato con la testa della nave, ma... ok, siamo ancora in mass locked. Charging. Vediamo. 2. Sì. Sì, dai, non è male, non è questa differenza abissale tra quello che era il vecchio modulo e il nuovo, però quel pochino di velocità in più su centinaia di jump che facciamo ci farà risparmiare un bel po' di tempo alla fine. Non è super veloce il boot time, anche perché non è lo scopo di questa ingegnerizzazione. No, non lo voglio il wake scanner, voglio il D-scanner. Ok. Quindi dicevo, non è il boot time la mia priorità, però è apprezzabile che ci sia un po' di boot time ottimizzato su questo FSD, che comunque è più veloce, lo vedo adesso, però guardate quanto scalda effettivamente. Bisogna fare un po' di attenzione quando girate intorno alle stelle. Per il resto, oh yeah, 60, superati i 60 light years, sono 62, perché ovviamente non è... Cioè, è fatta abbastanza bene questa nave, ma non è il top del top. Si può migliorare. C'è ancora spazio di miglioramento, alleggerendo alcune cose, ottimizzandone altre, eccetera, eccetera, eccetera. Anche perché non penso di avere neanche un'arma a bordo di questo coso. Infatti, eccolo qua. Warning, temperature critical. Ci basta solo fare un po' di attenzione. Ok, facciamo funzionare il nostro super fuel scope. Complete, ok. Drive charging, guardate come va sulla temperatura, effettivamente sì, ma forse era perché ero ancora un po' troppo vicinello a quella stella, ma vabbè. 72, 74. Eh sì, scaldicchia un po' di più di quello normale in fase di lancio, però cosa entro limiti accettabili, assolutamente, non c'è nessunissimo problema. Adesso voglio andare a visitare Felicity per aggiungere anche il mass manager. Non mi ricordo cosa devo fare, perché da tanto che non faccio più queste cose, quindi non vogliatemene, perché non vogliatemene, ma Bing l'ho fatto non so quante volte. Dov'era? Farseer Inc. Eccola qui, Lock Destination. E vai. Ha una manovrabilità sta nave che è una cosa incredibile. E sì, se state iniziando o avete un dubbio, io trovo che l'ASP Explorer come nave da tutti i giorni, nave da farming materiali e cose così, è una nave davvero davvero ottima. No, 2000 devo fare, dai, è il pianeta dopo, dai. Non
trarmi in inganno, gioco. 2000 light second per arrivare a Farseer Inc., quindi piazziamo quella nave con motori a manella e lasciamo la nave andare. Nel frattempo andiamo a vedere un po' di moduleti, quindi come vedete i thruster, se non mi ricordo male, sono, eccoli qua, Dirty Drive con Drag Drives e mi portano ad avere velocità spaventose. Frameshift Wake Drive è così, un bel Guardian Frameshift Drive Booster, oh yeah, assolutamente. Un Hybrid Power Distributor Guardian avevo messo qua, perché lo stavo provando, ok. Fuel Scoop Stock, quindi normale, come vedete non ho fatto granché. Hybrid Power Plant, anche qua non so perché ho messo questo, forse li stavo provando, ma più che altro è per fare il figo, per avere la stellina, quella là azzurra e via. Quindi come vedete non ho fatto grandi ingegnerizzazioni a questa nave, eppure si comporta davvero davvero bene e mi porta praticamente dappertutto. Per di più, quindi proprio dicevo che c'è ancora possibilità di migliorare e anche di molto questa nave. Per di più, allo status attuale ho... Dove è andata a finire? Eccolo qua, 62.45 di... Cos'era? Un datacoso. E ho anche un ottimo davvero jump range. Questa cosa mi consente di andare veramente veramente dappertutto. Quindi ragazzi, per ricapitolare, Technology Broker umano lo cercate tramite Inara, EDCD, EDDB o quale cavolo di sito sia che usate per identificare i sistemi che hanno determinate facility sopra, quindi determinate cose dove potete fare cose. E ciao Lena, benvenuta, grazie per il saluto, benvenuta nel giochino spaziale stasera. Dicevo, cercatevi questo Technology Broker, fatevi i materiali, andate là, compratevi questo 5A FSD pre-ingegnerizzato e evitate completamente la rottura di maroni di doverlo fare per forza qui dove sto andando io adesso. Ovviamente se avete FSD più potenti di questo, perché viene fuori solo in modelli in classe 5, ovviamente vi tocca fare l'ingegnerizzazione, ma sinceramente la SP è perfetto perché ha il modulo classe 5 e sembra che sia stato fatto apposta per questa nave, e per questo io dico oh yeah, evviva. Avere quei, cosa sono, circa 3 rotti light years di jump range in più adesso gli voglio aggiungergli anche il mass manager, vediamo fin dove riusciamo a spingere questa cosa. Poi ovviamente potete super ingegnerizzare la nave, potete alleggerire moduli, mettere altre cose e sarete ancora più fighi, quindi va bene, perché tutto quello che abbatte la massa della nave, quindi quanto pesa la nave, vi darà velocità, manovrabilità e ovviamente jump range. Ok, adesso ho pigiato il tasto magico per posizionare i motori alla giusta potenza, rientro nell'atmosfera e vediamo, forse sono un po' troppo veloce, sì, beh, un'altra botta. Quanto siamo? 70 km. Ok, il tasto magico devo ricordarmi che funziona almeno solo fuori dall'atmosfera. Comunque, raggiungiamo un decentissimo 560 di max speed su questa nave, non dovrebbe portarmi via troppo tempo, avvicinarmi a Farseer qua anche con i motori normali. Vale, ho già fatto 10 km, si tratta solo di avere un po' di pazienza. Erroraccio mio, perché sono arrivato veramente molto splendido su questo pianeta che a un certo punto ho detto quasi quasi mi ci schiantono sopra, ma per fortuna così non è stato. Mi sono semplicemente schiantato sull'atmosfera. Vabbè, cose che capitano. Vedo ora che ho lasciato anche un overlay. Allora approfitto un attimo per togliere un overlay che sono il mouse e la tastiera, che non ci fregano assolutamente quando giochiamo ad Elite, ma quando gioco ad altri giochi sono rimasti dalla diretta precedente. Vabbè. Comunque come vedete abbiamo già fatto 40 erotti e via. C'è anche il Clipper, mi pare, che è una nave molto veloce che viene usata come everyday ship, quindi così. Se iniziate a giocare, è una cosa che vi consiglio a tutti: fatevi una everyday ship, quindi una nave per fare molte cose diverse e che sia veloce,
che faccia tanta strada, quindi che abbia un tanto di jump range, e potete andare veramente velocemente a farmare tutti i materiali e tutte le cose che dovete fare. Ovviamente se dovete andare a combatterci non vanno bene. Fate una nave dedicata per andare a combattere e via. Il Vulture, come ho visto nelle puntate precedenti, è ottimo per iniziare a combattere. È un bel trabicolo molto potente che vi darà la possibilità di salire nei rank del combattimento velocemente e di fare un bel po' di missioni di combattimento. Con quella vi pagate l'FDL, diciamo. FDL che tra l'altro ho appena visto che build fare, me la sono segnata e tra un po', andremo a comprare la prima versione con tutti i moduli stock e dopo vediamo come funziona, e dopo, una volta che l'abbiamo provata, andrò a ingegnerizzarla e vediamo un passetto alla volta, una cosa alla volta. Ok, ok, perfetto, adesso mi ha accettato il dock, bene. No, troppa velocità, troppa velocità, troppa velocità, troppa velocità. Stavo anche schiantonando per terra. Ok. Manovre di emergenza per non schiantare la nave, perché l'ho già schiantata due volte, ben due volte, una sullo spazioporto, una sull'atmosfera di sto pianeta, quindi evviva, evviva, evviva. Vabbè. Accendiamo anche un po' le luci della nave, mi ricordo sono qua, sì. Ok, landing gear deployed. Andiamo a fare un parcheggio bello bello. Diciamo che questa nave nasceva inizialmente con un'idea di fare contrabbando, per questo volevo una nave super veloce, eccetera, eccetera. Poi ho dovuto abbandonare l'idea di fare il contrabbandiere dentro questo gioco perché non è assolutamente... Cioè, si può fare, ma non è divertente, quindi non divertendomi ho abbandonato l'idea e ho convertito la SP a nave appunto utility da farming, viaggio e cose varie. Allora ripariamo subito la nave, andiamo a fare sta cacata della ship integrity e via discorrendo. Boh, nave riparata e rifornita, andiamo all'Engineers Workshop 5F SD, sì. Where do you want to upgrade? 5A FSD range, sì, è il mio. Allora, come vedete è già un 5 Increased FSD Range, aggiungiamogli l'Experimental Effect, Mass Manager, posso farlo? Sì! Guardate qua, 300, 169, 93, quindi direi che... Allora, perché Mass Manager? Perché Optimized Mass più 4%, eccetera, eccetera. Se no, che cosa abbiamo? Deep Charge, Max Fuel per Jump, che in teoria dovrebbe darci la possibilità di jumpare ancora un po' di più, però preferisco andare col Mass Manager, sinceramente. Poi nel caso lo cambio. Double Braced, Integrity, no. Stripped Down, ecco qui, perdiamo un po' di massa, quindi diventa più leggero, più vulnerabile, eccetera, eccetera. Thermal Load, se volete, Thermal Spread, se vogliamo mitigare il Thermal Load di quello robo là. Però io andrò con Mass Manager, perché è lo stesso upgrade che avevo sull'altro. E quindi Purchase, eccolo qua, Spatink, Integrity, Optimized Mass 55% guadagnato, bla bla bla. Abbiamo perso un po' di Integrity, ma non è una nave da combattimento, quindi non mi interessa. Facciamo back e adesso andiamo a vedere la nave come cambia in questo comparto. Tac, 64.48 e addirittura a vuoto, quindi senza carico, 68.45. Pazzesco. Volendo penso che potremo tranquillamente raggiungere un bel 70 light years min-maxando ancora di più questa nave, quindi mettendo quei punticini un po' in qua in là. Spaventoso. Bello, ci piace. Ci piace davvero davvero tanto. Vediamo una cosa, visto che ci siamo, che parlavo prima di un sistema che si chiama Dove's Hope, però non mi ricordo dov'è, vado a cercarlo e vado a metterlo. Allora, e di DB.io, sto controllando un attimo sul sito dove cavolaccio è. No, facciamolo di qua il controllo. Elite Doves Hope. Non mi ricordo mai in che cavolo di sistema è. Tuturu.
Dove Soap, bla bla bla. Ok, grazie Canon Research. Vabbè, qui mi dai tutto. No, 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 no. Dov'è? Allora, eccolo qua. Call 285 sector bla bla bla. Vediamo. System. Search for system. Ok, cos'era? Sector MY. Ok. Tu. Ok. Ok, dovrei averlo brincato online, non mi ricorderò mai, mi pare di aver messo anche il waypoint qua, ma domandonissima. No, no, bookmark, fatemi vedere perché a sto punto... Ok, se lo vedo... Ah, eccolo qua. Doves Highest Sector DRV, bla bla bla. Era proprio tutto da un'altra parte. Ok. 250 light years, quindi uno dice, mamma mia, quanto distante è? Quando abbiamo le navi che ovviamente fanno un jump da 10 o 20, ma noi adesso jumpiamo a 64, il che è una ficata pius. Allora, siccome sono pigro, ok, vedete la bandierina con la freccina, dovrebbe esserci un altro waypoint qui, ok, planetary map, dov'è finito Dub Soap? L'hanno spostato? Boh, guardate quante cavolo di navi di fleet carrier ci sono qua. Pazzesco. Non finirò mai di dire quanti jump devo fare. 4 jump. Quindi proprio un niente. Comunque dicevo, non finirò mai di dire che erroraccio che è stato da parte di Frontier nel fare le mega ship, ok, le fleet carriers disponibili per tutti. È stato proprio uno scivolone abnorme. Non mi è assolutamente piaciuto il discorso. Io penso che una nave di quel tipo lì, di quelle dimensioni e di quelle funzionalità lì sia una cosa dedicata alla gilda, al clan, corporazione, chiamiamolo come voleva, come voglio, squadrone, ok? Anche se era ora che avessero fatto qualcosa di più in tal senso. Ok. Tanto vediamo di scappare dall'atmosfera di sto pianetoide. Quindi dicevo, non lo so, non so voi, ma magari me lo commenterete sotto il video o anche nelle prossime riflessioni o quello che sia. E io non avrei mai... No! Ah. Sì, ovvio che ho fallito il glide. Ah. Non è proprio serata per gli avvicinamenti planetari oggi. Non è proprio serata. Va bene. Allora, dai, vediamo di fare questa cosa velocemente. Quindi ho già fatto una diretta e un video, se non mi sbaglio, dedicati proprio interamente al farming ad Hubs Hope. Quindi, vabbè, lo sto facendo così giusto per fare qualcosa e per testare anche questo nuovo FSD, visto che l'abbiamo fatto finito e powato. Planetary Vehicle Hangar, ok. Quindi direi sì che ci siamo. Sì, ho lo Scarab. È da un po' che non prendo in mano questa nave, quindi è possibile che non mi ricordo bene cosa ha montato su.
Ok, quindi comunque dicevamo, le Fleet Carriers io non le avrei fatte disponibili per tutti i giocatori, nonostante i vari crybabies in giro che avrebbero potuto lamentarsi, sono cose troppo grosse per un giocatore singolo, dovevano farle per la gilda o per lo squadrone o quello che sia, in modo che avevano la possibilità di dare più spessore agli squadroni, in modo che fossero proprio degli squadroni veri e propri, anche se il nome Squadron è già brutto di per sé. Perché? Perché indica un po' una squadra di tot persone che fanno cose, non identifica una corporazione come in internet si sono sviluppate tutte le varie corp di giocatori che giocano. Quindi avrei evoluto gli squadroni in corporazione e avrei assegnato una, due massimo navi ad ogni corporazione e magari specializzandole ancora di più, perché se voi siete una corporazione da esplorazione, vi sareste comprati la Fleet Carrier da esplorazione e via discorrendo. Invece FDev non ha fatto tutto ciò, ha tirato giù questo update un po' per tutti e fatevi i vostri 5 miliardi e fatevi la Fleet Carrier, che vi costerà tipo 1 miliardo e rotti all'anno solo per mantenerla e quindi cioè, è quello che vi mangerà secondo me la vita qui dentro. Poi a ognuno il suo. Io ho deciso di saltare completamente quel contenuto. Non mi piace, non mi è piaciuto, non lo voglio giocare. Secondo me rovina il gioco più che altro e quindi non lo giocherò. Semplicemente. Non siete obbligati. Potete fare tante cose lo stesso e nel caso andate sulla Fleet Carrier da un altro. Fine. Ciao Virus, mi sono collegato solo da poco. Hai provato a ridurre la massa pure della carrozzeria e del sensore? No, no, hai ragionissimo Andrea, non ho ancora strippato la nave. Giusto per fare un recap, come vedi c'ho proprio poca roba ingegnerizzata su questa nave. Questa è una nave da everyday usage su cui ho fatto tante cose e devo dire che senza grosse ingegnerizzazioni è qualcosa di spaventoso. 64 light years di jump range col Guardian FSD booster e questo nuovo FSD che ho trovato dai tech broker. E chi se lamenta? Drag drives sui dirty drive, drag drive, mamma mia, non sciogli lingua, sui motori e, e tutto il resto è storia. Sarebbe, sì, mi piacerebbe avere del tempo da dedicare a fare altre ingegnerizzazioni su questo ASP per raggranellare un altro po' di massa, jump range e manovrabilità, eccetera, eccetera. Però adesso ho l'FDL da fare. Mi è capitato di scoprire appunto questo super modulo l'altro giorno, ho detto perché non provarci visto che tanto costa anche poco adesso, quindi ben volentieri. Ecco lì, tutto lì il discorso. Comunque sì, hai ragionissima, sarebbe da alleggerire lo scafo, sarebbe da alleggerire tutti gli altri moduli, sensori e questo, quindi 1 più 1 più 1 più 1 più 1, penso di poter arrivare su un 65-66 forse, a nave carica, forse. Però bisogna anche, secondo me, a un certo punto considerare una cosa. Il gioco vale la candela, come dicevano gli antichi saggi, quindi tutto il tempo che io investo a fare sta cosa mi darà un effettivo super vantaggio? Non credo. E siccome non è una nave da PvP o non è una nave competitiva, non sto tanto lì a morirci dietro. Un attimo, dobbiamo avvicinarci a questo pianeta, tanto scansioniamo. Allora, io col mio Nauro Red Cross ho ridotto tutta la massa possibile, che basta non starnuto che si smonta, ma fa 54. Complimenti con un Howler. Complimenti davvero. Eh sì, dipende poi ovviamente dalla mission per cui fai la nave. Se vi serve trasportare roba velocemente da una parte all'altra è perfetto, vi dedicate anche a questo, è anche bello ogni tanto fare. Sono ancora un po' contrariato sempre perché non esiste un mercato dei materiali tra i giocatori all'interno del gioco e questo è una cosa che non mi è mai piaciuta più di tanto. Sto andando al punto giusto? Sì, 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 sì. E per cui bisogna sempre farmarli, però devo anche dire che con gli ultimi update, l'aggiunta del vulcanismo, degli effetti planetari e cose del genere, è un po' più facile di una volta, quindi ci si mette lì e come in un qualsivoglia MMO
si farma e si grinda finché gli occhi non si crepano, e a quel punto lì forse avrete abbastanza materiali per ingegnerizzare le navi. No, sto scherzando, questo vale solo esclusivamente per le navi large. Fateci molta attenzione perché sono navi problematiche e potrebbero distruggervi completamente il gioco, perché quando dovete ingegnerizzare 10 o 15 moduli, tutti nello stesso modo, vi servono centinaia di materiali per fare 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5 top. Ok, succede anche col 4. Comunque, chi è ingegnerizzato sa di cosa sto parlando, e diventa davvero davvero problematico. Io ho fatto circa queste cose con l'anaconda antitargoide e volevo veramente spararmi sui maroni. Ho proprio un angolo di avvicinamento completamente sballato. Eh sì, che brutto, brutto, brutto angolo di avvicinamento. Non mi piace assolutamente. Me ne vado e rientro. Esatto, dico sempre: il mercato c'è in qualsiasi, ma purtroppo in Elite hanno paura dello scambio di soldi veri, sì. Ovviamente nel momento in cui metti un market sai che ci sono botter e via discorrendo che per soldi veri ti spediscono in game i materiali. Quindi purtroppo è una cosa... Allora, mi allontano un altro po'. Sì, purtroppo sono cose che succedono, però anche da un altro punto di vista. E dai, fate un po' di controllo, mettete delle persone a verificare che questi materiali vengano compravenduti onestamente e che provengano da resource oneste. Considerando tutti i problemi di cheating, che dire? Che dire? Secondo me una cosa del genere avrebbe potuto causare ulteriori problemi di cheating. Cosa ne pensate voi? Io la vedo un po' così. Ma signore Sand, riesco ad atterrare su sto No. Allora, sto sbagliando tuttissimo. Ho sbagliato tuttissimo. Piano. Perché io parlo, blatero e cose del genere, ma non faccio le cose che devo fare. Ma scusate, che sta succedendo? Ah, avevo... Ok. Oh, non è proprio giornata oggi, ragazzi. Sto sbagliando di tutto, una cosa incredibile. Pensavo di aver chiuso il frame shift drive, invece era ancora là che andava e mi è andato un po' sopra. Allora, pensa a Final Fantasy XIV, ne hanno bannati in un giorno 5.000 giocatori per questa cosa. Quello è giuste cose da fare. È giuste cose da fare, che poi non sono 5.000 veri giocatori, sono 5.000 bot. Quindi... Comunque, dai, se volete fare ste cose, ci sono tutti i modi per farle. Allora, datemi un attimo perché... Di scanner, no. Non mi ricordo più come giocare, ragazzi, davvero. Ok, calma e sangue freddo. Per questo non trovo più niente qua sopra. Non mi ricordo come mettere... Non mi ricordo come mettere una cosa. Spegniamo. Sto accendendo e spegnendo le luci a bestialas. Ma se ho frenato, vuoi fermarti, nave? Oh, allora. No, no. Ok, wake scanner. Non mi ricordo più dove ho l'FSS. Sto cercando il tasto, scusatemi un attimo. No, eccolo qua, forse l'ho trovato. Oh.
No, non era l'FSS. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Eccolo qua. Ecco perché non lo trovavo più. Dai. Che è sta roba? Vabbè, mettiamolo qua intanto, poi sistemerò i fire groups. Ok. Ok. Eccoli qua, i vari signal source, le varie cose. Se vi ricordate come si esce da questa cosa, toggle planet side B. Exit view A. Qua. Mamma mia, che casino di controlli sto gioco. Ok. Il discorso è che in FF14 milioni di giocatori attivi, non ci possono mettere persone umane. Sì. Sì. Beh, qualcosa si può sempre controllare. Abbiate fede che qualcosa si può sempre controllare. Eccolo qua, Doves Hope, finalmente. Ok? Per questo non lo vedevo in mappa prima, perché dovevo fare questa cosa e non lo vedo neanche ancora. Una volta me li metteva però. Ah, sempre peggio, vabbè. Sempre peggio, vabbè. Comunque dai, siamo riusciti a trovare Doves Hope. Ok. E adesso andiamo a visitarla. Così andiamo anche vado anche a farvi vedere dove recuperare un po' di materiali. Ho provato, sono venuto qua solo per provare l'FSD nuovo, fondamentalmente per riprendere anche mano un attimo col gioco, perché mamma mia, quanto sono arrugginito, è una cosa incredibile. Per quello sbagliavo tutti gli avvicinamenti planetari and co, perché ecco qua, adesso stiamo andando anche troppo veloci. E vai di nuovo. Che pallotto. Oh, 182 km, no. No. In Elite il controllo umano è possibile, soprattutto se metti market tra giocatori e cose del genere. Il problema che cos'è? È che per avere un controllo del genere devi investire delle cucuzze. E con tutte le cucuzze che si stanno mangiando dagli ARX e da tutta la vendita lì, insomma, non vedo perché Frontier non possa mettere un controllo umano su un market che metti tra player. Magari metti un limite a quanti materiali puoi vendere all'interno della settimana o del mese o quello che sia. Perché no? Perché no? No? Ah, devo... C'è qualcosa che non quadra, eh? Non ho l'escape vector. Dove è finito il mio escape vector? 250, 3, 4, 5, arriviamo almeno a 7, 8, sì, 9. E dovremo vedere Dub Soap qui da qualche parte, ok. Quindi secondo me è fattibile, solo boh, non lo so. Vedo cose strane, ho visto cose che non mi piacciono. Ho visto anche il nuovo release leak video là che hanno fatto. Ogni volta per atterraggi planetari devi pregare in aramaico che non esce a 170. Sì. Siccome non sto facendo molto caso ai dati e sono molto arrugginito su questo gioco, devo avere un po' di pazienza anche con me stesso. Comunque dai, sono riuscito ancora a non schiantare la nave, quindi ben venga, ben venga. Doves Hope 0.08G di gravité e... sì, potevo arrivarci anche un po' più vicino, ma andiamo sul tranquillo. Ok. Quindi anche questa cosa dei signal source che hanno fatto non è male. Ho ancora la night vision accesa e no, direi che è ora di spegnerla anche velocemente.
2 chilometri, 200, 160, ok, ok, ok. Un altro trucchetto per frenare velocemente ogni tanto è aprire il landing pad. Quando aprite il landing pad la nave frena ulteriormente. Eccolo qua, appunto. Allora, eccoci qua, Dav. Ciao Davs. Da tanto che non venivo qua. Fatemi vedere come sono messo, se sono troppo distante o meno. No, 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 no. Va benissimo. Sì. Una cosa che non hanno corretto è ancora la rollata, perché non si sa perché, per girare di qua o di qua è una cosa catastrofica, perché le navi non rollano. Sì, scusate, non rollano, non turnicano. Unsuitable terrain. Perché? Ah, c'era un piccolo spot dove potevo mettermi. Andiamo qua dietro. Che è sempre peggio parcheggiare la nave sui pianeti in questo gioco, eh? Ok. Così riprendo in mano anche lo Scarab, che sarà tipo un anno che non lo guido più o qualcosa del genere. Non è male, non è male. Bene, 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 bene. Tu. Ce la facciamo? Che succede? Beh, divertente? Aspettiamo? Usciamo e rientriamo? Ah, error code Scarlet Crate. Questa è una cosa bella. Che cappero. Calma. Ma perché? Vabbè. Che sta succedendo? Non lo so. E loading game cosa? Vabbè, e intanto che il gioco si decide a fare cose, cerchiamo Elite Dangerous Error Scarlet Crate. Vediamo cosa mi dicono. Bla bla bla. No, è tutta un'altra cosa. Sì. Mi dicono che qualcosa è andato male, ma... Allora, chiudiamo il gioco. Lo chiudo proprio, perché a sto punto chiudo proprio il client. Sempre se me lo fa chiudere. No. Gestione attività. Elite Dangerous Executable. Termina attività. Ok. Chiuso. E vediamo di ripartire. Chiudiamo tutto. Ok, e vediamo di ripartire. Questa cosa è davvero interessante, vorrei dire. E fu così che ti troverai nel buco nero. E può essere, può essere. Vediamo cosa cavolo è successo. Ho solo espulso il mio SRV dalla nave perché volevo fare un giretto per Dove's Hope. È che volevo fare chissà che cosa, gioco. Ok, adesso qua si è svegliato di partire. Ripigiamo play. Per carità, può essere anche un errore di connettività o qualcosa del genere. Ah, scusate, server status offline. Il server di Elite Dangerous è appena morto.
e vai. Un attimo che controllo una cosa. Sì, sì, server status offline. Ecco perché non riuscivo a fare niente. È proprio morto il server di Elite. Vedete, logging in, ma non ce la farà. Vabbè, ragazzi, cosa dire? Ormai è ora di chiudere, basta, perché Frontier ha deciso che stasera non si fa altro. I server sono offline, non so cosa è successo o cosa ne sarà, ma magari lo scopriremo nei prossimi giorni. Boh, non lo so, non è che mi interessa più di tanto. Torneranno su prima o poi, ovviamente. E vediamo se nel frattempo hanno dato qualche cosa. Qui no, ovviamente, perché avere un game launcher dove non dare le notizie dello status del gioco, quindi ovviamente non lo fa solo Frontier, tanti altri fanno così. È una cosa che mi ha sempre dato fastidio, che questi sviluppatori non abbiano, almeno sulla pagina ufficiale del gioco, nel game launcher, un'area dove mandare dei messaggi. Ma tu pensa, quando esce l'espansione Odyssey, dopo una missione non c'è più la nave e rimani a vita sul pianeta. Bisogna stare molto attenti lì. Odyssey, che tra l'altro ho intenzione di andare anche a preacquistare tra poco, quindi staremo a vedere. Quello che ho visto non mi è piaciuto assolutamente, lo dico già qui e ora, e mi sembrava un video prefatto, scriptato e messo lì apposta per far vedere che c'è qualcosa. Ho notato tante cose che non mi piacciono. La cosa che non mi è piaciuta di più in assoluto, però, è il fatto che non posso staccare la torcia o il mirino dall'arma, che devo andare dagli ingegneri per modificare un'arma. Cioè, ma Frontier, signori, chiamate, ma vengo anch'io nel caso, chiamate un vero giocatore a spiegarvi come fare i giochi. Ok? Perché avete delle belle idee, avete in mano un prodotto meraviglioso e state buttando tutto alle ortiche per decisioni scellerate. Chiuso il rant del momento, quindi finiamola qui con le polemiche e speriamo che si ravvedano e sistemino queste cose, anche delle armi, magari in anche un update futuro, quindi per il momento ce le teniamo così, va bene, poi magari in un update futuro sistemeranno le cose. Però sinceramente Frontier, non solo loro, molte altre compagnie hanno bisogno di avere persone dotate di spirito di gioco, quindi dei giocatori veri lì dentro che gli spieghino come fare le cose. Per esempio il fatto che io prendo un'arma, posso attaccare il mirino e staccare il mirino anche sul campo, ok? E vedasi anche per tante cose CDPR con Cyberpunk, dove hanno scazzato completamente e assolutamente tutto il discorso delle armi, dei loro valori, eccetera eccetera eccetera. Quindi come vedete è purtroppo un problema generalizzato. Va bene, dai, rant finito, altro non ho da farvi vedere. Il server status, vado a controllarlo ora, è ancora offline, quindi molto altro da dire non ce n'è. Ragazzi, grazie a tutti per aver seguito questa diretta straordinaria su Elite, il Super Power 5A FSD pre-ingegnerizzato. Appena potete andate subito a prenderlo, perché non so ancora quanto costerà così poco, perché tra un po' tornerà a prezzo pieno, e è un modulo davvero molto bello. Come avete visto ci ha spinto avanti tantissimo il jump range. Con un bel mass manager abbiamo guadagnato, cos'ero, a 59, sono arrivato a 64, ho guadagnato 5 light years di jump. Quindi FSD Booster Guardian più questo FSD sono 15 light years gratuiti che vengono caricati all'interno delle vostre navi, e non è poco. Va bene, dai. Detto questo, ragazzi, grazie a tutti per aver seguito la diretta. Virus101 vi saluta calorosamente e con il suo ormai consueto transmission out ci vediamo alla prossima diretta, che non so su che gioco sarà, dipende se riesco a finire almeno l'Anaconda di base, e scusate, l'FDL di base, o se sarà altro gioco che porterò avanti anche un po' delle storielle su Empyrean, o altro gioco ancora a sorpresa. Non lo so, vedremo nelle prossime puntate. Lasciate i commenti sotto al video per tutto quello che ne pensate di quello che ho detto o non ho detto, quello che sia. L'area dei commenti è il vostro libero utilizzo, a patto che siano sempre costruttivi. Quindi Virus, basta, sto blaterando e via. Sapete che faccio schifo nei saluti finali, quindi Virus 101 transmission out.